ultimi giorni senza Alessia? Beh, senza esagerare, che l'ultima volta ho quasi perso una gamba. Perché magari non tutti sanno che l'aglio abbassa la pressione sanguigna. Io sono, credo, abbastanza sano, mi dicono sempre i medici che ho una salute di ferro, però nonostante questo il troppo aglio, veramente il troppo aglio, cioè proprio l'eccedenza proprio più assoluta, ti può far veramente rischiare. Io non sentivo più le gambe. Oggi il CP lo metto qui, così vede un po' fuori, vedi che è felice. È quasi una metafora di vita. Eh sì, dica CP, sì, esatto, perché non esiste sempre la soluzione ideale. La soluzione può essere relativa, no? Deve adattarsi in base alle circostanze. Allora a volte poteva star bene davanti con me, a volte dietro, e adesso qua. Vero CP? Sì, ai te sì. Che figata i piedini autolivellanti del Brusin. Mi dicono però che tutti e quattro assieme pesino più di 100 kg. E guarda, scherzi a parte, la retrocamera Brusin, guarda che te zoom, guarda. È una doppia retrocamera nella stessa posizione. Guarda che secondo me è una cosa interessante. Dopo gli chiedo la marca, cosa ho scritto? Aspetta, magari mi desmentico perché sa andare a prosecchi. C'è scritto Reversing, ma non credo che sia marca Reversing. Reversing magari significa che appunto si ribalta e si reversa, si disegna altri. Un fiade fantasia, immaginiamo che è tipo estate. Era qua il tramonto. Adesso mi devo schinsare con i bottoni, se devo giocare con l'esposizione, vedi tu? E magari verto anche verto, non sarebbe male. No, si è chiuso, vabbè, d'altronde è gennaio. Gennaio, vabbè. Qualcuno si è tolto il pannolone, ha pisciato nella cuccia e adesso dorme nell'asciugamano. E che cazzo, una cuccia al giorno. A colazione a casa dei Brugini quasi quasi mi veniva a fare 4 breakfast, lì che non lo voglio, è prima mattina. Noi adesso andiamo un attimo a fare il sentiero dei Porticelli che porta da Segusino a Stramare. Tu questo l'avevi già visto perché avevo fatto una puntata credo apposita, perché è un percorso veramente fantastico, bellissimo. Però guarda una roba, ti ricordi l'area camper di Segusino che era sempre piena? Oggi è domenica, un camper solo, domenica mattina. Saranno felicissimi i negozianti a Maceria, il panificio, il supermercatino, i bar, i ristorantini e tutti quanti. Sì, guarda, secondo me gli fai i salti di gioia. Bisogna essere anche camone, perché l'aspetto psicologico del camperista va studiato e capito, in quanto è un potenziale turista e non da poco. Perché partiamo dal presupposto che chi ha il camper, insomma, ha anche skate, perché il camper è un bene del lusso, no? Quindi può permettersi un determinato stile di vita, ma soprattutto quando va in un posto è obbligato andare almeno in un alimentari, magari certi non vanno al ristorantino, ma agli alimentari quello sono obbligati, quindi è un cliente in più per il negozietto del paese o supermercatino del paese. Seconda cosa, faccio l'esempio qua del Segusino. Uno comunque parcheggia dove vuole il camper, perché il camper, si sa, è un veicolo, può parcheggiare dove vuole, a meno appunto che stia e che non intralci il traffico. Però qual è, adesso voglio continuare con l'aspetto psicologico del camperista, qual è il giochetto che si crea quando un comune intelligente mette a disposizione un'area camper gratuita? Che il camperista, pur sapendo che può parcheggiare ovunque, quando c'è un'area camper si sente, chissà perché, anche se non usa i servizi, in obbligo, ok, un obbligo inconscio, ad andare nell'area camper, perché inconsciamente lui ragiona, c'è l'area camper, quindi vado lì, cioè è una grande attrazione per il camperista l'area camper, no? Ovvio che una volta qui va a visitare il paese, va a comprare, trova il mercato, e compra e briga e prende le sue cose. Ovvio che manca il pan, che manca l'affettato, eccetera. Quello è ovvio, è normale, hai capito? E sono soldi che entrano al paese, all'economia che gira, hai capito? Mentre così il camperista non ha l'area camper, non è motivato ad andare a Segusino. Contemporaneamente adesso Valdobbiadene è piena, quindi anche noi siamo andati a mangiare la pizza ieri, abbiamo fatto 3 aperitivi e quindi insomma capisci, l'economia gira, probabilmente a Valdobbiadene sta roba l'hanno capita. Volevo dirti una cosa che non ti ho mai detto,
Allora, il sentiero di Ponticelli, che tanto ti ho sempre consigliato, in realtà nei cartelli stradali, nelle indicazioni, si chiama Trodo delle Acque, quindi è quello che tu devi seguire, ok? Anche se la gente lo chiama sentiero di Ponticelli, no, Trodo delle Acque. Successivamente c'è anche un parcheggio, questo spiazzo di erba proprio all'entrata, solo che c'è un cartello grande con scritto non lasciare cose in auto, eccetera, quindi alzo le mani, come si suol dire. Vedi qua che ti dicevo, Trodo delle Acque, che una volta appunto si chiamava Sentiero dei Ponticelli o per i Ponticelli. Esatto, che porta a Stramare, che è il borgo degli innamorati. Quindi, solito discorso, YouTube cerca Stramare spazio le puntine del mondo. Invio. Porca miseria. Era il presepe, era un altro. Ma una porra, madonna, è Gesù bambino che è suo di 45 kg, era un altro. Era qua la famosa cassetta, qua ti scrivi tua monai amorosa a moglie o all'amante o a tutte quante insieme e ti infila dentro. Oppure io uno e se lessi cassi tu. Oh, a volte qui dice basta il pensiero, una piera e ha fatto anche a targhetta. Guarda il camper del Brugin, cioè se tu tipo hai l'impressione di avere il camper troppo grande, hanno inventato questa porta che serve a darti l'idea del camper più piccolo. No, non è vero, serve per la privacy, cioè se uno le tipo di cagare ideale, se sera, più. Birrificio di quello. Ma quanto bello è sto CP lavato, profumato, tutto profumoso. Profumoso? Ma sì. So che non interessa a nessuno perché giustamente non tutti che all'ufficio in camper, però ragazzi io sostengo che questa cosa del secondo alimentatore è una cavolo di genialata, soprattutto per chi va ogni tanto nelle aree camper che si ferma o per chi come me ha un generatore, magari un generatore integrato. Cioè io sto caricando 80 ampere ora, cioè sto guadagnando, non caricando, guadagnando più di 80 ampere ora. Cioè è una cosa assurda solo col generatore, cioè fuori è sera, è buio, capisci? Il rumore manco mi dà fastidio perché ero concentratissimo sul mio lavoro e in un attimo insomma ho riempito, insomma tra virgolette, ho riempito le batterie all'88%. Boia, adesso sto il secondo alimentatore, senti come cambia il rumore del generatore, te senti io? Quindi ora sto guadagnando 18,4 ampere ora e ora spengo proprio del tutto il generatore. Boom! Certo che ragazzo, se anche tu un giorno hai questa idea di farti il camper ufficio, ricordati sempre di dare precedenza agli annunci di quei camper che hanno il generatore integrato, perché è tanta roba, cioè è veramente una salvezza per il lavoro. Cioè io adesso ho finito le batterie, stamattina era al 30%, ok, perché ce n'era, però insomma 30%, considerato col frigo compressore, bla 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 bla. Cosa faccio? Cioè capisci? Devo mollare il lavoro, chiudere tutto per prendere, andare in un'area camper o piuttosto far strada per caricarla, cioè è impensabile, cioè non produci, non fatturi, non vai avanti, non mangi, non vivi, quello voglio dire. E quindi sì, sto generatore l'ho sempre detto, ma adesso lo ripeto per ricordartelo, ok? Nel caso mi stia ascoltando qualcuno che vuole farsi l'ufficio, è essenziale sta roba, ragazzo, è veramente essenziale se devi lavorare, essenziale. Ricordo sempre con molto orgoglio la genialata che ho avuto io quella volta di mettere un secondo alimentatore attivabile con pulsante o levetta, quel che vuoi, in modo tale che quando ti attacchi al generatore lo spremi per bene perché ti carichi 90 ampere ora.